Fausto Niero, capo fanfara della fanfara dei bersaglieri della sezione di San Donà. Allora, 13 di maggio del 2020, 13 maggio 2018, sono passati esattamente 2 anni da Piave 2018, il grande raduno nazionale che ha riempito di fanti piumati la città di San Donà. Fausto, il ricordo di questo evento di 2 anni fa che è ancora vivo nei sandonatesi, una San Donà purtroppo per quello che è accaduto in queste settimane completamente diversa rispetto a quella che avevamo visto 2 anni fa. Avete detto bene, è ancora vivo il ricordo nei sandonatesi. Tuttora quando giriamo per le strade troviamo ancora le bandiere di Piave 2018 stese fuori dalle finestre e questo chiaramente ci fa enormemente piacere, vuol dire che la nostra intenzione di lasciare il segno a San Donà, di lasciare il ricordo dei bersaglieri, portare anche la conoscenza di chi sono e cosa hanno fatto i bersaglieri, insomma è rimasto veramente nei cuori dei sandonatesi. Viviamo adesso chiaramente un periodo completamente diverso, dal 13 maggio 2018, le città cominciano adesso a liberarsi dopo quasi 2 mesi di lockdown, e per cui è sicuramente un altro modo di vivere le giornate, insomma il quotidiano. Speriamo che proprio i bersaglieri possano essere nelle prossime settimane parte di coloro che daranno la spinta anche alla ripartenza di cui l'Italia chiaramente ha molto bisogno. Ecco Fausto, siamo in riva al Piave e proprio qui in riva alla Piave c'era stato il grande ponte militare su cui hanno sfilato tutti i bersaglieri arrivati da tutta Italia. Ti chiedo 2 o 3 immagini che ti sono rimaste nel cuore di quell'evento del 13 maggio. Ma sicuramente ci troviamo qui sul Piave, che è il luogo dove era stato gittato il ponte militare che ci ha permesso il doppio attraversamento sul fiume Sacro alla Patria, ma in particolare mi viene in mente l'immagine del sabato sera con il gran concerto delle bande straniere insieme alle fanfare dei bersaglieri, proprio qui da dove stiamo parlando, e che ha suscitato grande emozione in tutti i presenti e devo dire sinceramente anche in noi che eravamo i primi protagonisti. Da allora il legame di San Donà con i bersaglieri c'è sempre stato, ma da allora hai notato un legame più forte? Citavi ancora le bandiere presenti. Sì, certo, i bersaglieri esistono a San Donà, l'Associazione Nazionale Bersaglieri della sezione di San Donà esiste a San Donà da più di 50 anni, ma soprattutto negli ultimi anni, grazie anche all'intervento della fanfara, alla dinamicità e al modo con cui si è comportata soprattutto negli ultimi anni, l'amore dei cittadini verso di noi è cresciuto enormemente, ci riconoscono per strada, ci salutano, a volte ci dicono che sono fieri di noi e per cui questo ci fa enormemente piacere. Ecco, parliamo proprio della fanfara perché in qualche modo eravate già estremamente conosciuti ed estremamente riconosciuti nel vostro valore, però dopo quel raduno la fanfara dei bersaglieri ha avuto un ulteriore trampolino di lancio e in questi mesi siete stati più volte ospiti a grandi eventi internazionali in giro per l'Europa. Ma sì, Piave 2018 ci ha dato modo di farci conoscere ancora di più rispetto a prima. Proprio nei giorni del raduno dicevamo adesso appena terminato il raduno ci prendiamo qualche mese di stop dopo i grandi sforzi. In realtà a fine agosto dello stesso anno, del 2018, siamo stati chiamati allo Spasskaya Tower di Mosca, un impegno importante che ci ha portato via da casa per 15 giorni e questo ci ha aperto ulteriori porte. Siamo stati al Tattoo di Berlino, al Tattoo di Brema di quest'anno, passando per il Tattoo internazionale del Belgio, dove abbiamo sempre, fortunatamente, io dico anche meritatamente, riscosso sempre grande successo. Ecco, a proposito dei tattoo, voi siete andati, come ci hai detto, in giro per diversi paesi europei portando la bandiera italiana. Com'è l'emozione di rappresentare l'Italia a questi eventi? Ma l'emozione è particolare proprio perché la rappresentiamo da bersaglieri, siamo l'unico corpo musicale al mondo che si esibisce di corsa e questo suscita in tutti gli altri gruppi, ma anche negli spettatori che ci vengono a vedere, particolare entusiasmo e particolare sorpresa. Portiamo la nostra italianità, portiamo, come si dice, il nostro modo di vivere e di essere quotidiano.
Avete già qualche evento in programma sperando di poterlo fare nei prossimi mesi? Dovevamo andare a settembre, avevamo il grande raduno di Roma in concomitanza con le celebrazioni del 150esimo dell'apertura della breccia di Porta Pia, evento che chiaramente, come tutti gli altri eventi ANB, è stato annullato. Il raduno è stato spostato al 2021. Avevamo tante altre cose sia a livello locale che internazionale, ma che chiaramente con l'emergenza della pandemia sono state bloccate. Questo ci permetterà solo di prepararci ancora di più e di farci trovare ancora più forti di prima. Ecco, nel ringraziarti Fausto concludiamo con un'ultima battuta. Rivedremo in futuro un altro raduno Piave 2000 e quello che sarà? Ma come si dice sempre, la speranza è l'ultima a morire. D'altronde i bersaglieri nel loro decalogo hanno, nei vari punti del decalogo, hanno questa cosa che dice fiducia in se stessi fino alla presunzione. Non siamo presuntuosi, ma abbiamo molta fiducia in noi stessi.